H o la vitamina B? Fammi sentire, aspetta. Questa buono. Chi è? Raccolta per l'associazione per la redenzione delle giovani traviate. Chi è? Dai, non ho capito bene. Chi è? Facciamo una raccolta per la redenzione delle giovani traviate. Ma moglie! Tua moglie era di me giovani traviate? Mia moglie è capace di qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Oh, ma è una suora. Ide, sotto pentite spoglie. Un momento, sono nuda. Samantha! Vieni qua, dai, nascondi. Cos'è l'uscita di sicurezza? Ma è un nascondiglio, dai. Un nascondiglio? No, no, mi arrendo. Ma dai, sei in fretta, tanto c'è un doppio fondo, dai. Samantha, ricorda, io ero venuto qua per il massaggio propriamente detto. Poi è arrivato a un certo punto, non si sa come, il massaggio, la manipolazione è degenerata. Appena mia moglie manca anche io. Non ti scopre questo nascondiglio e a prova di squadra del buon costume. Buongiorno signora, che questa casa sia sempre preservata dal male e dal peccato. Lei è veramente una suora? Oppure sotto mentite spoglie invece qui per cercare suo marito? Ma signora, a noi non è concesso né di cercare né di avere marito, almeno in attesa del Concilio Vaticano III. Ah, ce lo dico perché qui i mariti ci vengono per il massaggio propriamente detto, vero? E quindi non abbiamo dipendenti da redimere. Mi lasci spiegare, prego. Io sono qui per proporle di partecipare alla lotteria indetta dalla nostra associazione per la redenzione delle giovani traviate. Raccogliamo fondi per la costruzione della nostra nuova sede. La nostra presidentessa, la baronessa crocifissa machillaria del Basso Simeto, mi ha fatta progettare una tutta in vetro e cemento. Ecco, questi sono i biglietti e più ne acquista, più ha possibilità di vincere il primo premio, che consiste in una 2000 biturbo super accessoriata con aria condizionata e impianto stereofonico. Niente male, c'è stato pericolo, strassa. Ne prendo 10. Quanto costa uno? 10 euro. Sì, 10. Signora, lei è veramente molto gentile. Ma si figuri, la tariffa di un massaggio di medio impegno. Ah, ma quindi i massaggi rendono? Insomma. Dovrei proporre alla baronessina di farmi frequentare un corso per contribuire anche io alla realizzazione della nostra nuova sede. I corsi durano molto? Ecco, vede, dipende dal grado di inclinazione che una donna possiede nei confronti del massaggio. Ma adesso mi dispiace, non posso proprio trattenermi oltre. Ho un cliente, un marito da accudire. E se lo trascuro, lei sa come sono fatti gli uomini. Come sono fatti? Sorella. Capisco che non è il momento. Vorrà dire che lo saprò quando andrò in paradiso. Bene, ora la saluto signora, la ringrazio e le faccio i migliori auguri per la 2000 biturbo super accessoriata e soprattutto buon lavoro, ce n'è sempre di bisogno. Buona giornata. Grazie, sorella. C'è stato pericolo, stalassa. Un dottore, fu chiaro. La sua lombaggine ha un principio psicosomatico. Emozioni uguale fitta. Samantha, se non mi addizzi, io sta giacca non me la posso infilare più. Vieni qua, capellone, che ti addrizzo io con un bel massaggio. Samantha, ma ti pare un momento e poi andiamo a condizione, vai. Io parlo del massaggio propriamente detto, avanti, stenditi, che dopo la giacca te la infili come un dito nel budino. Va bene, però stavolta cerchiamo di non farlo degenerare, va bene? Mamma mia, quanto brontoli. E poi dopo tutto, non ti è piaciuto? Sì, ma lo scanto non mette. E dimmi un po', ciuffettino, tornerai, vero? Sì. Abitando nello stesso palazzo, tu al sesto ed io al terzo e la stessa. È una bellissima comodità, non trovi? Certo, posso scendere che pantofole, pigiama, vero? E poi, ritornando da me, oltre il dilettevole, avresti anche l'utile, sai? Aspetta che ti mostro un attimo. Guarda un po'. Che cos'è sta cosa? Tostapane, aspirapolvere, cellulare, televisore, affetta... Samantha, ma tu, come lavoro di copertura, che fai, rappresentante? Ma no, questi non sono altro che i premi fedeltà per i miei clienti, anzi, per i nostri clienti. Aspetta che ti faccio la tessera e ti spiego il regolamento. Ma come ti chiami? Angelo Lanza. Angelo. Sai dove ti trovi adesso? Certo, mi trovo al casino.
al coso, aiutami a dirlo. Ti trovi nel Risorgimento Siciliano. Dopo, Società a responsabilità limitata. Sai, siamo 3 socie. Io, Deborah, anche lei con l'H, e Jessica. Sicché è indifferente ai fini della raccolta punti da chi di noi 3 ti fai massaggiare. Aspetta che ti spiego. Gentili clienti, grazie per aver scelto i nostri servizi. Per ogni massaggio riceverete un bollino del valore di 10 punti. Più punti avrete, maggiore sarà il valore che riceverete a fine concorso. A 5.000 punti avrete pure la tessera di socio fondatore, che vi dà diritto a ben 10 massaggi gratuiti da usufruire ogni 2 mesi. Mi stai seguendo? A presidio. E allora, tieniti forte. Sì. Perché se in un trimestre riuscirai a raccogliere 15.000 punti, potrai mettere le mani sul gran premio finale, e cioè una pelliccia di visone firmata Roberta da Stanzino. 15.000 punti la ci ha mise. Samantha, ma mi tornate a chilo, va? E invece ci sono ben 2 candidati che sono già a metà percorso. Samantha, raddrizzami. Vabbè, Raddrizzami. dai, nascondiglio, dai. Ma quale nascondiglio, come ci arriva il ruzzolone? Dai, alzati. No, non ce la faccio. Colonnello Gerlando Patanè! Chi è? Ma noi hai i baffi? Mia moglie, i baffi, se la moto lo impone, sì, perché? Perché fuori c'è un tipo coi baffi e un cappello tutto strano. Chi è? Ho detto colonnello Gerlando Patanè! In pensione o in servizio permanente indefettivo? Invenzione, ma lei cosa importa? Lascia fare a me, stai zitto, sì. Chi è sta cosa? Scusi per l'intrusione. Mamma mia, ma che fai con quel coltellaccio? Non ha per caso una mola per arrotare? Veda, proprio ieri al gioco televisivo Dimmi cosa mangi, ho vinto un prosciutto di Parma. Ma questo ferrovecchio non taglia, come effetto il mio premio? Ho delle affettatrici elettriche. Ottimo! Ma veda, sono nuove, quindi io non posso prestargliele. Ma se vuole potrebbe vincerne una. Anche qui c'è un gioco a premi, mi iscrivo. La mia materia è la prima e la seconda guerra mondiale. Ma no, il massaggio le fa vincere il premio, ha capito? Il premio lo vince con il massaggio. Il commentatore qui, per esempio. Quale commentatore? Ma questo? Lì sotto, scusi, qui sotto c'è un commentatore? C'è! Mi scusi, non potevo immaginare. Ma se l'udito non mi inganna, lei è il proprietario del Gran Caffè del Lungomare. Lenza, Lonza? Lanza! Ecco, Lanza, che orecchio! Che orecchio. Quando facevo esercitazione col mio reggimento, da solo sibilo riuscivo a stabilire provenienza, peso e fabbricazione del proietto. Poco ci è mancato che il mio orecchio lo dichiarassero segreto militare. Sicché lei lì sotto si sta facendo massaggiare. No, io che sotto mi stai facendo una bella sauna. Bravo, ogni tanto è quello che ci vuole. Bravo, bravo. Ho notato che lei di tanto in tanto trascina la gamba. Lombaggine. Solo lombagine? Ma allora ringraziasse il signor Ruzzo. Ma perché a lei che c'aveva passo? Sinceramente pensavo che le mancasse una gamba. Sa, mi ricordava l'andatura del mio povero papà. Allora, mia cara e bella signorina, niente mola e niente affettatrice. Ed io come l'ho affetto il mio premio? Con la sciabola. Mi ho fatto dono al museo del reggimento. E allora con il rasoio? Uso quello elettrico. Colonnello, un picchiassa mozzocone. Ma non lo dica nemmeno per scherzo. Sa, porto la tendiera. Ma allora mangiassero cotta! Ma povera di carità! Ma vuole fare venire sta benedetta sauna oppure no? Scusate, tolgo il disturbo. Signorina? Samantha, hai 2 minuti. Dico 2 minuti per drizzarmi e farmi escere da sto porto da mare. Ah, quanto sei emotivo. Vai. Un telefono. E rispondi, caro. Ma che rispondo? Io vado a casa. Tu sei di casa? Risorgimento siciliano. Ed io? Come? No, non ho capito, mi scusi. Parli più forte, non la sento. Papà.
No, non sono io. Può ripetere un attimo, per favore? No. Aspetti un attimo, attende in linea. C'è con un getto Papatanasio. Alleggi con un po' Pronto? Sì, salve. No, mi dispiace, ma il signor Papatanasio non abita più qui. Sa, è partito per una crociera soggiorno ai Caraibi. Ma si figuri, a risentirci. Salve. Ma si può sapere questo Papatanasio? È l'ex inquilino di questo appartamento che abbiamo preso noi, in subaffitto da quando lui non c'è più. Pensa, col vecchio concorso ha vinto una crociera soggiorno ai Caraibi. Suona il corno! Ta-ta! Ta-ta! Tanta è l'armonia che mi dice che viene il giorno! Il nostro madrigalista! Ma cosa mi combini, svampitella di una Samantha? Buonasera, carissimi. Ma come? Al posto del tostapane cosa mi hai dato? Un altro spremiagrumi? Oh, ma che sbadata! Provvedo subito. Carissimo Lanza. Buonasera. Ma mi perdoni, ma come ha fatto a capire che ero io? Io vengo spesso nel suo locale a prendere cannoli. Non si ricorda di me? Professore Fabrizio Stracquadani. Molto lieto, però non capisco una cosa. Come ha fatto a capire che ero io, visto che mi trovavo, diciamo, in quella posizione? Beh, sai, io sono un buon fisionomista, diciamo. Sì. Complimenti. Per il tostapane devo scendere in deposito, scusami caro. Fai con comodo, tranquilla, tanto sono in ottima compagnia. Hai ragione. Sì. Già. Inverno rigido quest'anno, eh? Come? Sì, abbastanza, c'è freddino, diciamo. Come mai da queste parti? Io? Sono venuto per farmi raddrizzare, in quanto ero inceccato, questa maniera. Prima a causa della lombaggine, e poi pur cascando che mi picchiai. Psicomatismo, caro professore, purtroppo ne sono vittima. Non le dico, professore, arriva una suora, inizia a parlare che era un'inviata per la redenzione delle giovani butterfly. No, era delle giovani traviate. E poi invece si viene a scoprire che altri non era che un'inviata della baronessa Macchillara del Basso Simeto che sta facendo una raccolta fondi per la costruzione di una nuova sede in vetro cemento. Cose da impazzire, veramente. Però, professore, guardi, adesso metto e tolgo la giacca. Guardi che agilità di movimento! Dunque se Certo, uno dopo un massaggio della signorina si sente nauce. Certo, quindi se a lei non le fanno un massaggio la giacca non la può né infilare né sfilare. Precisamente, professore, e lei? No, io la giacca la indosso tranquillamente senza massaggio preventivo. No, intendo come mai da queste parti? Sono salito per il tostapane. Così è la vita, caro amico. C'è chi si deve far raddrizzare e chi tostare il pane. Raddrizzare in senso lato, naturalmente. No, professore, in senso stretto. Io la lombaggine non l'hai, davvero. Che c'entra? Io non sono caduto da cavallo al boschetto della playa. E chi se pensa io, cavallo? Ma carissimo amico Lanza, io il maneggio del boschetto della playa non so nemmeno dove si trova, né tantomeno sono mai salito in groppa d'un cavallo. Ma allora, scusate, ma sta cascata da cavallo a fuori da voi? Ma è la scusa, la giustificazione per i massaggi, sa? La fidanzata, la moglie. Ah, ho capito. Lei è tipo un occhio frio, pisce. E con l'auso da leoiatto. Esattamente. Ho capito. Lei la lombaggine e io la caduta da cavallo. Ho capito. Bene, professore. Quindi è così la vita, ci mancherebbe. Ma lei come... Mi dica. Si accomodi, professore. Mi deve credere, professore. Sono venuto qua senza nessuna malizia. Ho letto l'annuncio sul giornale. Esperte massaggiatrici eseguono massaggi in ambiente caldo e riscaldato. Lo stesso palazzo ne stai. Allora... Pensai, guarda che bella comodità. E quindi sono sceso, come le dicevo, senza nessuna malizia. Poi lei lo sa, professore, come vanno queste cose. Gradisce un whiskino? Le piace la musica? Ma che bel petto villoso che c'ha. Il ditino inizia a stuzzicare e così. Ha perduto la sua innocenza. Professore, parliamoci chiaro. Siamo fatti di carne e ormoni. E lei?
Quando l'ha perduta? Che io l'ho perduta 6.000 punti fa. 6.000 punti fa! Complimenti, professore! Quindi deduco che lei è un frequentatore già da diversi anni. Anni, carissimo Lanza, simpaticissimo, da appena 2 mesi. 2 mesi, 6.000 punti in 2 mesi! Complimenti, professore, ma come fa? E certo, approfittando delle offerte speciali, c'è il prendi 3 e paghi 2, e poi quando uno è focoso. E magari riesce anche ad assolvere ai suoi doveri coniugali. Esentato, sono celibe. Non ha trovato una donna di suo gradimento? A trovarle le trovo, il problema, sa qual è? Che non mi fido dei miei gusti, ecco. E come mai, professore? Io, sa, sto cercando di stabilirlo da almeno 6 anni. Lascio lavorare il tempo, caro il mio Lanza. Nel frattempo approfitto della situazione. Sa, la mia fidanzata è illibata, innocente e meticolosa. Addirittura. Vuole il nido completo in ogni suo punto. E quindi per questo si può dire che vive nelle emittenti televisive. Fa la presentatrice? No, è la concorrente dei giochi a premi. Lei con i quiz ed io con i quaz. Stiamo arredando la casa. Ma le voglio fare una sorpresa. Lei sa che esiste un premio finale super fedeltà, vero? Sì, me l'hanno Benissimo. detto. Come regalo di nozze le offrirò la pelliccia di Risone. Ma le mancano 9.000 punti, professore. Ce la faccio, stia Addirittura. tranquillo. Io certo, davanti a me purtroppo c'è un russo che è un osso duro, ma io ho la mia arma segreta. Lei conosce la bomba Molotov, vero? Ma che ci vuole dare? Fuoco rosso, professore? Assolutamente. Scendo sul suo stesso terreno. Eccolo qua, guardi. Questa è la bomba a stracquadanio per uso esterno. Pentacloruro di fosforo, fulminato di mercurio, estratto ghiandolare di toro andaluso, noce moscata ed una spruzzata di tamarindo per insaporirla. 6 ore di furia erotica. Assaggi, la prego. No, per carità. Assaggi, la prego. Non insista, professore, lontano dai pasti, non vorrei. Piano, professore, ci sta leggendo, una mezzata ci fa male. È assolutamente innocua, stia tranquillo, soltanto se decide di fumare lo faccia a debita distanza, perché altrimenti il risorgimento siciliano va ricostruito nuovamente. Addirittura. Presto, al desir troppo ingordo. Chi è? Un cuore Stavo Samantha, elemento femminile fresco. No, la moglie di Lanza, entra in più, dai. Samantha, ricordati la tesi di difesa. Massaggio preterintenzionale. Ah! Esperta massaggiatrice in ambiente riscaldato e riservato? Dipende dall'indirizzo, ve ne sono tanti, vero? L'indirizzo è questo. E questo è l'ambiente riscaldato. Lo faccio interdire! Ecco, lui sperpera il denaro in costosi massaggi. E per la famiglia, l'indigenza e il tugurio. Quando è che si paga qui? Per il massaggio propriamente detto 50 euro. E per quello impropriamente detto dai 100 euro in su. Ex collega! E sopportiamo anche questo oltraggio. Lanza, la signora mi sembra più addolorata che incollerita. E anche armata, professore, non si faccia illusioni. Sì, ha detto bene. Sono una ex. Ma non massaggiatrice. Sono l'ex contessina Caterina Berenice Faccibella di Torre Scassata. Da 25 anni, signora Lanza. Da 25 anni che mi nutro di pane e fiele. Pane poi. Per lui, esperta massaggiatrice in ambiente riscaldato, mentre per l'ex contessino Caterina Berenice Faccibella di Torre Scassata e per il figlio Pier Federico Gustavo Romualdo Maria manco pane. Signor Lanza! Professore, quella parla per metafore, come si usa oggi. La vede la pelliccia che indossa? L'ha pagata il sottoscritto, fior di quattrini, tutti sull'unghia. La vede questa pelliccia? Oh, che sciccheria! Si risparmi le pietose bugie, signorina. Ho gli occhi per vedere io. Osservi questo scendiletto.
Ebbene, questo modello obsoleto le mie amiche lo hanno messo nella cuccia del gatto. Oh, povera signora! No! Non mi compianga! Nonostante tutto la croce la porto con cristiana rassegnazione. Oltre 100 euro e a me lesine i soldi per le piccole spese. Cosa crede che debba fare io per mettermi in casa un qualche cosa? Mi debbo industriare con i premi vinti con la raccolta punti di dentifrici, spazzoline, margarine, dati vegetali e perfino... Cosa? Profilattico! Dio, che vergogna! No, mia cara, non compatisca me, ma compatisca Pier Federico Gustavo Romualdo Maria. Professore, a lei già con sempre scolocchia tutto varo! Ma che cosa ha fatto a Pier Federico Gustavo Romualdo Maria? Ora ci lo dici. Scusa, comincia sempre di sta maniera. Povero figlio mio, a 18 anni... Ascoltasse. Povero figlio mio, a 18 anni faceva ancora la prima media. Faceva, poi non già faceva. E allora, cosa ti escogita il padre? Andiamo, Pier Federico Gustavo Romualdo Maria in Svizzera, dice. E così il ragazzo si sveltisce, si appassiona all'industria del cioccolato, si interessa ai caseifici, impara le lingue. Ebbene, Pier Federico Gustavo Romualdo Maria parte e soggiorna in Svizzera. Ritorna prima media. E allora il padre lo manda in Inghilterra, in Canada, in Giappone. E cosa ne ha ricavato Pier Federico Gustavo Romualdo Maria per il suo arricchimento culturale? Ebbene, a 24 anni, grazie soltanto alla sua capacità d'ingegno, oggi frequenta la quinta ginnasiale. Che soddisfazione! E tu, padre, dopo che lo hai rimbambinito con tutto questo, via vai, lo vorresti mandare al liceo con una 126? E da 0 a 100 chilometri in quanto ce la fa? In 25 minuti? Ma io ti faccio interdire! Bene, adesso che le ho mostrato il mio cuore esulcerato, mi indichi il nascondiglio del sibarita. Signora, mi dispiace, ma suo marito qui non c'è. No, guardi qui. Qui c'è un annuncio sottolineato in rosso da lui stesso. Quindi, a prescindere da qualsiasi considerazione, lo faccio interdire in particolar modo perché è un pezzo di minchione. Pardon, un emerito imbecille. Ah, di là. Signora, mi aspetti? Signora! Ma davvero ha sottolineato l'annuncio? Professore, io lo sottolineai perché visto che era dopo stesso palazzo, che ne saccio io? Ma allora veramente è un imbecille? Professore, povero di carità, non si ci mettesse a pagare lei! E questa volta non se ne venga fuori con la storia delle allucinazioni, sa? Eh già, perché secondo lui io soffro di allucinazioni, già. Per un episodio, dico uno. Alle esequie del Marchese Bello Spicchio di Passo Pisciaro mi avvicino a Letizia, l'abbraccio e la bacio. Solo che non era Letizia, ma era il cardinale Manfredi della Croce. E lui subito a dire, le allucinazioni. Ma è colpa mia se i prelati vestono in gramaglie? Ma qui, cara signorina, c'è un annuncio di giornale sottolineato da lui stesso. Ah, di là. Professore, che sta facendo qua Mocorno? Oh, il suo collo è bello, è tornito. Sì, professore. Sembra uscito dalle mani di Prasseta. Ma non lo posto, professore! Ricorda la bomba strappadanio? Sì, c'era stato super stomaco. Mi sa che sta facendo effetto. Non gli avevo che cosa Aiuti, alzami della Ma che aiuto io? Che aiuto? Alzami, aiuti! Aiuto! A fuoco! Aiuto! A fuoco! Bella! Cerva e fugace! Ma chi è questo bufalo? Il madrigalista! E com'è che io 2 secondi fa ho visto mio marito? Le allucinazioni? Un medico! Seduta stante, imbocchiamolo addirittura d'arrivo!
Fabrizio, sei salito per il tostapane o per fare la lotta? Ah, Rinuccia, sai, un attacco improvviso, una fitta che non ti dico. Quindi a malestremi, estremi rimedi, la signorina mi praticava il massaggio greco-romano. Signorina Samantha, le presento la mia fidanzata. La famosa signorina Samantha! In cielo riceverà il compenso per il bene che fa per l'atroci di Fabrizio mio. Maledetto il momento in cui mi piede al maneggio del boschetto della playa, ecco. Scusare interruzione. Signora molto nervosa di essere uscita di precipizio di acqui. Suo gomito avere effettuato impatto con mio occhio, vedono? Avere urgentemente bisogno di massaggio oftalmico. Potrebbe gentilmente cedere il suo posto al signore? Trattandosi di forza maggiore. E allora andiamo a fare un massaggino? Che ambiente signorile! E che gente compita! Dico, il minuto per salire a prendere il tostapane è diventato un'ora? Rinuccia, te l'ho detto, una botta improvvisa. E poi, sai, sono tutto un fuoco in questo momento. Straccodani! È andata via. Sì, è andata a cercare un dottore, mi diceva. Ah, meno male. Mai. Anche il signore è caduto da cavallo? Eh sì, poi ti spiego, cara. Voi uomini, il quale ve le andate a cercare con il lanternino così, ecco, così. Guardateli come si è ridotto. Lei, caro signore, è un rudere. Massaggi, massaggi. Mia cara signorina, io sono ridotto rudere proprio a causa dei massaggi. Ma chi è la socia della signorina Samantha? Alanza, le pare, con quel look. E la signorina è la mia fidanzata. Fa bene a non fidarsi dei suoi gusti. Senti, caro, dal momento che hai ceduto il tuo turno, che ne pensi di accompagnarmi a Canale 9? Ma cara, perdo la prenotazione. Ma dai, ti prego, 10 minuti appena tra andata e ritorno. Oggi in palio c'è un condizionatore d'aria a pompa di calore che sarebbe perfetto per il nostro nido d'amore. Dai, che la giornata è quella favorevole. Guarda, intanto ti faccio il riassunto delle mie ultime vincite. E allora, a Video Nova un piumone d'oca tirolese, a Canale 88 3 casse di pomodoro, 3 racchette da tennis e 300 litri di benzina e una tenuta completa da sub. Al Telemix una gamma completa di prodotti di bellezza. Marca Lourdes. Poi, con la posta di oggi sono arrivate altre comunicazioni di vincite. Lei, signorina Rina, ha vinto 25.000 euro. Apro la busta e scoprirà come. Qual è la? Questa, vediamo. Complimenti, signorina Rina Lopies! Lei ha sicuramente vinto e il suo premio è tra quelli illustrati in questa busta. Ma con una giornata che si prospetta così, vuoi che non mica il condizionatore d'aria a pompa di calore? Dai, ti prego, Fabrizio, accompagnami a Canale 9, ti prego, accompagnami. Cedo alla forza dell'argomento. Le dispiace tenermi in capo il posto? Certamente, guardi, ci metto su questa pelliccia. Ma questa è la pelliccia della sua signora. Appunto, Va bene, noi andiamo. Andiamo. Se finalmente me lo posso dire a casa oggi. Va. Dottore, devi entrare. No, spinga! Non può buttare. Relatti! No, spinga! Oh, che devi dire? Relatti! Qua, dottore, è successo proprio in questa stanza.
e poi la prego, parli qui dentro. E perché? Parli più piano, perché sono leggermente sordo. Il mio apparecchio acustico si è scassato e ne approfitto di questo. Va bene, dottore, mi guardi bene. Secondo lei io sono una che soffre di allucinazioni? Ma signora, ma lei come vuole che io lo possa stabilire così, su due piedi? Ma facciamo qualche analisi, accertamenti. Giusto, ha detto bene, dobbiamo fare subito degli accertamenti. Quindi io, come le dicevo, 10 minuti fa ero in questa stanza, apro la porta e dentro il guardaroba vedo mio marito, altezza 1,70 m, senza capelli e un atteggiamento da perfetta imbecille. Mi scusi signora, ma perché mi sta dando i connotati di suo marito? Perché li ha cambiati? Lui chiude, io apro e dentro trovo un altro tizio, più alto, più robusto, con i baffi e con il pizzetto. Perché? Perché sa stare muoio a parlare pian piano? Allora non ci sento bene io. Oh, e perché? Che cosa vuole che le dica? Viene a dire che suo marito si è fatto crescere i baffi, la barbetta e ha fatto ginnastica di allungamento e di allargamento. E fa tutto questo in pochi secondi. Volevo io! Dottore, adesso apriamo e guardiamo dentro tutti e due. Magari io! Se ne venga. Vuoto! È sparito anche quello con i baffi! E com'è che io prima li ho visti tutti e due? Eccomi a cazzolettini! Ci sono! Hanno cambiato nascondiglio! Lì ci sono stata! Qui anche! C'è un altro passaggio! La bomba straccaranio si è innescata! E allora andiamo subito! L'ho visto! Signora! L'ho visto! L'ha visto? L'ho visto! Sì. Dove? Alto! 1,70! Sì! Senza capelli! Sì! Con l'atteggiamento da perfetto imbecille! Indue, dottore, Indue! Madame? До свидания. Da aspettare? E che fa? Apposta che segno io! Che aspettare? Male mi sento? Ma che modo mi sento? Dottore? Mi si cazzo un dottore! Ma sei lei un dottore? C'è cazzo un dottore! Un dottore che mi sento male! Male mi sento un dottore! Ma che un dottore!
Caterina, mia, anche tu qui. Che Guarda un po' la combinazione. E come mai ti trovi qui? Come mai ti trovi? Ecco svelato l'arcano. Hai visto l'annuncio sottolineato ed hai voluto appurare di persona oggi com'era andata, vero? Una cannonata, Caterina, guarda, una vera cannonata, guarda che agilità di movimento. Guarda. Però, Caterina, ogni medaglia ha il suo rovescio. Ah, no. Perché devi sapere, Caterina, che qui in questa casa succedono delle cose che quando te le racconterò ti faranno arrossire. voglio ridere. Pensa, Caterina, che qui in questa casa, oltre ai massaggi, Dio mio, dammi la forza. Caterina. Sì. L'Italia è caduta in basso, veramente in basso, mi duole dirlo, ma è così. Pensa, 3 signorine hanno creato una SRL, ai clienti, tessera di iscrizione e punti in fedeltà. Papa Tanasio, prendi Papa Tanasio per esempio, e lui accumulando i punti, alla fine con il premio finale è partito in viaggio in crociera ai Caraibi, mentre invece quest'anno, se non erro, il premio finale è una pelliccia di visone, sì. Vedo che finalmente inorridisci. Brava Caterina, è orribile questa cosa. Come? Sì. Sì, una pelliccia di visone in palio. E come si vince? Pensa, raccogliendo 15.000 punti in 3 mesi. Brava Caterina, inorridisci. Di più, esagera. Sì. E tu? E io pure, inorridisco con te. E tu? Inorridiamo insieme. Inorridiamo. E tu? Quanti punti hai fatto? Io sono 10, ma sono stato sedotto. Solo 10 punti. Solo 10 e prendere intenzionalmente. Solo 10 punti. A termine di regolamento, Caterina. Angelo, Sì, Caterina. ascolta il mio di regolamento. Sì, Caterina. Voglio la pelliccia. Subito, Caterina, guarda, ti aiuto anche a indossarla. Quella di visone. Ma ci mancherebbe, stasera andiamo a comprarne una del colore che più ti piace a te. La compri, la vinci. Ma ci vogliono 15.000 punti e sarò a fare da cennisi. E con ciò il mondo è stato fatto in molto meno. Angelo, guardami negli occhi. Quella pelliccia la considero già mia, hai capito? Aspetta, Caterina, ragioniamo, perché devi sapere che c'è il russo che ha già 9.000 punti e poi c'è Straccodaneo con la sua bomba che è arrivato a più di 6.000. Non possiamo rimandare magari al prossimo concorso? Rimandare? Se sei un vero uomo, rimanda! Caterina! Angelo, te lo ripeto, quella pelliccia la considero mia e basta! Caterina, ma io 15.000 punti non l'ha fatto manco una 25 anni di matrimonio. Quando meno te l'aspetti arriva la tua notizia ferale. Ed infatti, eccola, è bella arrivata. Ma ferale, si dice così, vero, caro? Ferale. E che significa, caro? Onesta, come la mosotte. E infatti, come dicevo, eccola qui, bella, è arrivata la mia notizia ferale. Zia Camilla
in coma irreversibile. Irreversibile. Si dice così, vero caro? Sì. E che significa? Che significa irreversibile? Che chiude da banna che tocca banna. Mamma mia. Ma il cuore di tua zia è forte? Ha una locomotiva. Pensa, a 87 anni era ancora lei che si caricava gli ubriachi in spalla per buttarli fuori dal locale. Ah, bene. E allora se la situazione è di questa maniera, fosse facendomi due punti tra il viaggio di andata e il viaggio di ritorno, posso sperare di una ventina di onna di relax. Pensi solo al tuo tornaconto personale. Samantuccio, ma tu sai che cosa è diventato la mia vita nell'ultima 20 onna? Di onno sogno chiuso cane a sta casa ad accumulare punti. A notte invece di riposarmi, come farebbe qualsiasi essere umano, no, io non posso fare, perché c'hai a moglie che mi camuliamo il cervello, facendo aggiornamenti tabella, aggiornamento punti, eccetera. E tu pensi che a questa situazione che c'è un corpo io non dovrei sperare in un accanimento terapeutico della povera zia Camilla? Ma io ci spero e come? Anzi, dopo il funesto evento, al tuo ritorno, c'hai a mettere bello cattello, cava da porta, con la scritta chiuso per lutto, almeno per una mesata. Addirittura. Il taxi è giù. Caro Lanza, tanto di cappello. Da fonti più che attendibili ho appreso che si trova a 300 punti. È sull'orlo dell'infarto. Non faccia pretattica, li conosco bene questi zabaioni che le prepara la sua signora. Dammi, ci penso io. Grazie, caro. Deborah e Jessica sono già arrivate? No, torno al ritorno. Tornano stasera. Stelassa, ci vediamo al mio ritorno. Arrivederci, Lanza. Arrivederci. Tanti auguri per la povera zia Camilla, mi raccomando, ossigeno cardiotonico e adrenalina. Zabaione alla mandragora, stanno nascendo dei raschi. No, può farsi un caffè meglio. Prosciutto di Parma a noi due. Buongiorno! Buongiorno a lei, sorella. Lei è Stelassa, il marito della signora? No, E allora? sono vedovo ancora inconsolabile dopo 10 anni. Colonnello Gerlando Padanelli. Posso essere utile? No, grazie, aspetto la signora. Sa, sono la nuova apprendista. So che la signorina è dovuta partire per il continente, dove una sua zia è in imminente pericolo di vita. Ha detto apprendista? Sì, ecco l'autorizzazione. Apprendista qui? Sì, do una mano per la costruzione in vetrocemento della nostra nuova sede. E questa è l'autorizzazione di Monsignore. Un monsignore consenziente per 1000 battaglie. Immagino che lei sia qui per il massaggio. Sì. Mi dica, ha trovato giovamento? Veramente ho trovato quello che cercavo, un'affettatrice. Anche i massaggi sono abbinati ai premi? Vorrebbe concorrere all'estrazione di una 2000 biturbo super accessoriata? Adagio con i voli di fantasia, sorella. Già per rimediare all'affettatrice ho dovuto dare fondo a tutte le mie residue energie, con l'ausilio di tutta la farmacopea italiana in Svizzera. Ora, per vincere la 2000 biturbo super accessoriata, come dice lei, avete giro a Lourdes e a Fatima. Ha detto che ha l'autorizzazione di un monsignore. Sì. Per 1000 battaglie, anche la Santa Chiesa. Cose da pazze, cose da pazze. Povera signora, con la zia in imminente pericolo di vita. Sarà bene recitare un rosario per la salvezza della povera signora. Ave o Maria, piena di grazia, e nell'ora della nostra morte, amen. Ma lei chi è? Che cosa ci fa qui? Buongiorno, sono la nuova apprendista, autorizzata da Monsignore e contribuisco al progetto della costruzione della nostra nuova sede. Ah, lei è quella della 2000 biturbo super accessoriata. Esatto, vorrebbe concorrere anche lei? No, guardi, io già concorro per una pelliccia di visone, lasciamo perdere. Mi perdoni, sorella, ha detto nuova apprendista? Sì. No, non è possibile, si accomodi, sorella, e così le spiego una cosa. Deve sapere che il
massaggio praticato qua dentro non è, diciamo, propriamente di quello autorizzato dalla Chiesa. E poi per stare qua dentro, lei non può stare qua dentro, perché per stare qua ci vuole la tessera del collocamento. Lei ce l'ha la tessera del collocamento? No, non può stare qua dentro, perché deve sapere che qui di tanto in tanto, anzi molto spesso, viene l'ispettore del collocamento e quindi il personale deve essere perfettamente in regola. Ecco, vede, questo sarà sicuramente l'ispettore del collocamento. Viene sempre a quest'ora all'incirca. Venga sorella, venga con me. L'accompagno da questa parte così, perché se la trovo qua dentro, non guardi. Venga avanti, venga. Non si può far trovare. Stia qua dentro, buonina, non si muova, la faccio uscire io al momento giusto, d'accordo? Ok. Lanza, abbiamo un elemento femminile fresco? Buonasera, ispettore. Benvenuto, ispettore. Prego, si accomodi, ispettore. Gradisce un caffè? No, grazie. Staccodanio, la fonte è più che attendibile e l'ha informata bene. In appena 3 settimane ho totalizzato la bellezza di 300 punti. Solo che la fonte ha dimenticato di dirle che sono sull'orlo di qualcosa. Che di preciso ancora ne hai caputo che cosa. Mi rendo conto. E siccome ne va della mia salute fisica... È mentale? Bravo, è mentale. Adesso le spiego il piano che ho escogitato. La prego di prestarmi la massima attenzione. Andiamo. Allora. Per cui la pelliccia la deve vincere lei e con larghissimo anticipo. Quanti punti ha totalizzato? Circa 7.000. Benissimo, ci aggiungiamo i miei 300 punti, così si trova a un passo dal russo che fino ad ora non si è visto. A questo punto, professore, sa cosa faccio? Io mi metto davanti alla porta e gli impedisco il passaggio, visto che ormai sono diventato un abitué in questa casa. Le ragazze le mando fuori facendo finta di essere un ispettore della buon costume. Insomma, professore, una ne penso e 100 ne faccio. Che cosa ne pensa? Carissimo Lanza, lei ridotto com'è non si può negare nulla. Affare fatto. Grazie professore, grazie anche a nome della mia salute fisica. E speriamo anche di quella mentale. A questo punto non ci resta che capire i connotati del nostro uomo. Certamente. Io ancora non l'ho visto. Ah no? Però immagino che si possa trattare di un uomo in vista, magari un diplomatico, e per questo agisce con indiscrezione, sa? E poi non dovrebbe essere molto difficile individuarlo. Tanto i russi solitamente sono dei colossi ben piazzati e poi è sufficiente che apra bocca che lo riconosceremo subito dall'accento. Perfetto professore, benissimo. Allora mi raccomando, occhio vivo e mano cutello. Intendo dire alleati per la causa comune. Affare fatto! Grazie, Adesso lasci che vada a dare il benvenuto a Jessica e Deborah. Rimpingami il bottino di almeno altri 40 punti. Vuole un po' di zabaione? Ma chi scherza? Io ho la mia bomba a stracquadanio, caro amico. Vero. A noi tre, stelasse! Forza professore! Forse mi arriva a salvare, signorozzo, per favore aiutami tu. Dico, Angelo, cosa credi di essere in villeggiatura? L'occhio è spento. E il sensore è poco vigile. Subito, lo zabbaglione, forza, Angelo, forza. Bello. Ho letto. Ti dà Non una... leggo sto cucchiarato. Ma ti dà una bella sferzata, forza. Basta, questa era una macchina cemmela. Stamattina. Hai visto, Angelo? Sono bastati appena 3 cucchiai e sei diventato un altro. Più giovanile, più impetuoso, più aggressivo. Adesso fammi andare che c'è Pier Federico Gustavo Romualdo Maria che scalpita. In quanto, come temevo, non gli hanno messo il telefono a bordo della nuova auto. E tu sai, lui ha paura di fare una figuraccia con gli amici.
E sai cosa succederà se Pier Federico Gustavo Romualdo Maria non avrà il telefono nella nuova auto? Occuperà il secondo piano del liceo. E tu continua a goderti la tua villeggiatura, tanto faccio tutto io. Buongiorno. Signor Angelo, non sto nella pelle, le devo comunicare assolutamente una cosa. Fabrizio mio è da molto sotto massaggio. La cucina elettronica collegata con i computer gastronomici di Parigi, Vienna e Madrid. Oh, si immagini, la presentatrice mi chiede: quanto costa questa meravigliosa cucina? Ed io, quasi illuminata dallo Spirito Santo, 20.000 euro. Era quello! Non sto nella pelle! Di là. Permesso? Si può? Sei presentabile? Posso entrare? Signor Lanza, Oh. le dispiace spiegarmi cosa si intende per massaggio greco-romano? Greco-romano? Sarà una variante della lotta greco-romana. Sì, infatti, mi è sembrato anche a me. Fabrizio mio e la massaggiatrice avevano le braccia e le gambe intrecciate così. Sì, curiosa variante, sì. Signor Angelo? Oh. Signor Angelo, Oh. si tolga la giacca. Ho detto si tolga la giacca, su, via, su. La giacca? Sì. È già freddo? No. La giacca? E adesso anche i calzoni. Ho detto si levi i pantaloni. Va bene così? Dunque, allora, sì, Fabrizio mio è la massaggiatrice. Allora, lei le tiene una mano dietro la schiena così, sì, e con una gamba piegata gli tiene imprigionata la gamba, sì. Ma il fatto strano non è solo lei a massaggiare lui, è anche lui a massaggiare lei. Ora, lui soffre di artrosi traumatica perché è caduto da cavallo a Boschetto della Playa. Ma lei? Non credo che si stanno mancando di rispetto. Rina! Ma mio come fece fare? La più bella sei tu, il tuo nome Lillì, spettinata così, tu mi piaci di più. Oh no, cara, resta sempre così, mia,
non tagliarti i capelli, non truccarti di più. Mia, ti prego, riapri gli occhi, ritorna in te, riapri gli occhi alla vita. Se il signor Lanza ha mancato, l'averò il disonore. E torna parere scioscia, professore, ci ripeto per l'ennesima volta. Si metta in salvo finché è in tempo. La sua cararina l'ha scoperta in flagranza di massaggio greco-romano. La suora invece l'ho messa in salvo io dal gran caos. Caos che regna in questa casa. E lo mandate a chiamare un dottore per rianimare la sua fidanzata. Rianima, Madonna di Loreto, rianimala tu, ti prego, rianimala. Ma le faccia la respirazione bocca a bocca. Sì, la respirazione. Tanto ci vuole. Professore, la respirazione bocca a bocca. Vada, vada, vada. Gliela fa lei, per favore. Io, scansatene, signore. Dottore, la salvi. Vi prego, la salvi è in appena dei 10 minuti, la salvi, le faccio un'iniezione. E lei, non guardi. Ma insomma, non volete capire che io ho vissuto solo dopo appuntamento? Dottore, la salvi. Ma insomma, la dovete smettere di gridare. Piano piano. E lei Io? non guardi, Perché? perché c'ha l'occhio concubino. Vabbè, e poi faccio. Siete contenti adesso? È completamente da buttare. È ispirata la mia adorata. No, è ispirato il mio stetoscopio. Ah no, le persone gridano ed ecco il risultato, hai capito? Le faccio l'iniezione, cosa c'è in quella siringa? Chi tu la passa a questa malattia? Ma a me non fa bene? Fa bene, fa male, che ne sai? Può essere che non fa niente, Beh, inietti lo stesso, tanto morta per morta. E lei non guardi. Mi dia una mano, per favore. La giriamo, per favore. Giri lo sguardo di 45 gradi. Insomma, è così non è che posso lavorare io. Così non si può fare una puntura. Mettiamola in un letto, c'è un letto qui. In questa casa ci sono solo letti. Di là, dottore, di là c'è un letto, andiamo, Sì, andiamo. e senta, io e lei, invece di continuare a guardare con quegli occhi da aula, mi dia una mano al signore. La portiamo di là? Forza, Pronti? forza, una statina. Forza. Signoruzzo bello, aiutami tu, signoruzzo. Ti faccio un atto di costrizione, va bene? Per mia colpa, Mia grandissima colpa e supplico. Ma lei non ci vuole attaccare? Ho dimenticato l'autorizzazione di Monsignore. No, sorella, dove va? Venga qua. L'autorizzazione di Monsignore non serve più. Anzi, adesso lei fa una cosa bellissima. Ritorna dalla baronesina e le dice che tra un po' la chiamo io, perché le devo spiegare un paio di cosette, d'accordo? Va bene, buona giornata. Arrivederci. Ma mi dica, chi era quel signore e quella giovine svenuta? Chi era? Ah, quelli di... Ah, sì, il signore era l'ispettore del collocamento. L'ispettore del collocamento, mentre invece la signorina era una massaggiatrice abusiva. E gliel'ho detto, quell'uomo è di una severità feroce. Ho visto. Sì. Povera giovane. Ma magari lo fa per guadagnarsi il pane. Sì. Ma c'è un modo per aiutarla, sa? Veramente? Sì, ecco, acquisti un biglietto della lotteria della nostra associazione, glielo regali e stiamo a vedere se vince. In tal caso potrebbe vendere la 2000 Biturbo super accessoriata e con i ricavi potrebbe aprire un negozietto che le garantirebbe la sopravvivenza per il resto della vita. Che gliene pare? Va benissimo, a lei le 10 euro. Oh, ma lei è veramente Ma ci gentile! La mancherebbe. ringrazio tanto, le auguro una splendida giornata! Arrivederci, vada dalla baronesina, mi raccomando, le dica che tra un po' la chiamo io. Però sei chignata oggi. Lei, Uè. io a lei lo conosco. Eh. L'ho già visto 2 settimane
settimane fa. Lei era chiuso lì dentro. Ha chiuso ed è uscito con altri connotati. E beh, se lei è un uomo, mi ripete il giochetto. Ci può accomodare dentro, per favore? Se è per farle piacere. E l'altro? Quale altro? Quello che è uscito dopo di lei 2 settimane fa. Ma chi ne sa io che c'era beccato dentro a 2 settimane rere? Mettiamolo in un altro modo. Eh. Chi era il marito della signora che cercava suo marito? Ma io naturalmente. E allora se era lei, perché ne dice un altro? Ma chissà, ma vuole dire che dentro c'era un altro marito? Oh? Ah, e perché la signora che è bigama? No, nel senso che c'era il marito di un'altra signora. Che se c'era il marito di un'altra signora, come mai sua moglie cercava lei? Ma chi mi sta raccontando a mia? Ma secondo lei mia moglie cerca marito da... Dottore, ma lei che cosa vorrebbe insinuare su mia moglie? Io voglio insinuare niente, ha capito? Io voglio solo capire come mai a posto suo è uscito uno con la faccia piena di peli. Nessuno cavaccino di fila, perché mia moglie stava cercando a mia! Camilla Nonnaio! Ah, sì, cercavo lei? Sì! Capito la nave? No! E io proprio pulito. Sicuro? Chiamate, oh, un neurologo! Ecco un neurologo, aiuto, un neurologo! E salva, signor Lanza, e salva, adesso dorme. Che tenerezza, e salva. Lei invece no, caro il mio professore. Si ricordi che la sua fidanzata l'ha scoperta in flagranza di massaggio greco-romano e ormai sa tutto sul massaggio. Oh, il dottore mi ha spiegato che per almeno 2 mesi rinuncia mia non ricorderà nulla. A proposito, mi scusi, sa, per l'atteggiamento sgarbato di poco fa. Non ero in me, temevo di perderla. Immagino che eravate spogliati, perché rinuncia mia le stava mostrando plasticamente in quale posizione ci trovavamo io e Deborah di là. Ma infatti io poco fa stavo cercando di spiegarle che praticamente noi Basta, eravamo... basta. L'importante è che adesso è salva. Quando rinuncia si sveglierà, le offrirò la pelliccia di visone, così dimenticheremo tutto. A proposito, mentre ero di là, Deborah mi ha ragguagliato sul russo. E alla mia precisa domanda, com'è, la sua risposta è stata la seguente. Un colosso, un titano, tutti gli altri a suo confronto siamo dei babbasunazzi. Dunque, un colosso, un titano, babbasunazzi. Benissimo, professore, abbiamo esattamente la descrizione fisica del nostro uomo, che già di per sé basterebbe. Se a questo ci aggiungiamo anche l'accento russo, abbiamo tutti gli elementi per individuare il nostro uomo. Giorno buono, signori. Madame essere casa? No, madame non essere casa, madame via, partita. Oh, rammarico. Io aspettare. No, forse non mi sono spiegato. Madame non è in via della partita, madame essere partita lontano, continente, Nord Italia, tornare tra 20 giorni. Oh, rammarico di più. Ma se lei è qui, così come penso, per il massaggio, di là ci sono le socie di madame. Le socie non valere un'unghia di madame. Ma in mancanza. Però adesso deve avere un attimo di pazienza perché in questo momento le signorine stanno accudendo la fidanzata del professore. No problema, io aspettare. Bene. Sì. Già. Da.
gran cosa il massaggio, vero? Da, Perché lei è venuto qui per il massaggio manuale, giusto? da, rullo buono, pancia. Quando essere caduti da cavallo. Anche lei è caduto da cavallo? Anche tu? Sì, certo, al maneggio del boschetto della playa. Oh, Villa Gloria, Roma. Deve essere un fantino. Lei pensa? Si vede dalla postura, guardi. Ma, professore, se lo dice lei io mi fido. Va bene, signori, vogliate scusarmi, io adesso devo assentarmi un attimo, sì, perché devo andare di là a fare una telefonata piuttosto importante. Vogliate perdonarmi? Usi questo apparecchio? No, non posso perché c'è tutta una situazione in ballo, c'è l'autorizzazione del Monsignore, la suora, la baronessa Macchillare del Basso, insomma, professore, preferisco andare a telefonare dall'altra parte. D'accordo? Vogliate scusarmi? Ma prima si prenda lo zabaione. Brutta cosa essere disarcionati dal cavallo, vero? Da, Il femore. da, Doloroso. da. Professore, anche l'email è stata sistemata. Madame, Oh! tu avere detto me, madame, essere andata incontinente. Io? Per madame intendeva la signora? Da. In altro tempo, madame, voi avere dato me gomitata in questo occhio indimenticabile. Sì, mi ricordo. Mi avrà perdonata, spero. Niente perdonare, essere stato piacevole, brivido. Permette! Caterina Berenice Faccibella di Torre Scassata. Il Lanza, purtroppo. Suo grande, grandissimo ammiratore. Oh mio Dio! Contessa essere piacevolmente alta, muscoli di razza. Io volere essere massaggiato di tu. Oh, che matto! Ma veda, io non faccio parte dello staff. No possibile, caro collega. Di caduta. Perché no? Perché la signora, la madame... Signore, mi corregga se sbaglio. Intende massaggio propriamente detto? E chi altro se no? Ecco, vede, il professore qui presente voleva spiegarle che io, ecco come dire, però in fatto di massaggi non ho nessuna pratica, esperienza nessuna. Giusto, qualche torcicollo, un doloretto a polpaccio, ecco. Questo io volere, esigenza modesta, basta buono presa e buono muscoli. Oh mio Dio! Certo, la contessa di Torre Scassata, operaia specializzata di terzo livello. Uno sfizietto erotico da raccontare alle amiche. Permettimi, scusi. Prego. Professore, che dice? Lo faccio un colpo di testa? Signora, se proprio lo deve fare, questo mi sembra il momento giusto. Oh, le pare? Ha qualcosa in contrario se il massaggio glielo pratico di là? Per io, ma da là, di qua, di sopra, di sotto, anche su questo davanti. Lo disturba se ci sono altre signorine? Io adorare compagnia. Che matto! Professore, che dice? Vado? Signora, vada! Vado! Venga! Pista! Hai capito? Professore, se facesse una bella risata. Deve sapere che ho appena chiamato la baronessa Macchillare del Basso Simeto, che non può essere disturbata per alcun motivo, in quanto campionessa in carica nel nuovissimo quiz di Jerry Scotti. E stasera, siccome deve difendere il titolo, si trova in ritiro spirituale.
E il nostro babbasulazzo dov'è? E si sta facendo massaggiare collegialmente di là. Ah, bravo, bravo, la stessa dentro, professore, vuole dire che c'aveva tempo da perdere. A proposito, professore. A proposito, professore, quasi mi dimenticavo, la sua fidanzata prima di svenire mi ha raccontato che avete vinto una cucina super accessoriata, collegata telematicamente con Parigi, Vienna, Roma, New York. Insomma, professore, lei comodamente seduto a casa sua è come se fosse a cena da Chez Maxime. Questa proprio non ci voleva. E chi è? Non è contento, E professore? no che non sono contento, perché questo significa che adesso il nido è completo, la nostra casa è completa e quindi significa matrimonio immediato. E questo matrimonio per adesso non sa da fare, perché io ancora non sono tanto convinto dei miei gusti. Beh, professore, allora a questo punto non le resta che alzare il tiro, diciamo. Il condizionatore ce l'avete? A voglia. Il televisore, allora? 6, tutti ad alta definizione, vinti alla lotteria del carretto siciliano. Poi abbiamo tutto, anche lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, aspirapolvere, fornette a microonde, robot da cucina, vestaglie, pigiami, biancheria intima, vestiti confezionati da Italia 3000, tutto abbiamo con annessi e connessi. E vabbè, professore, allora a questo punto non le resta che prendere tutto, metterlo dentro gli scatoloni e buttare il cielo da parrocchia. Almeno fa un'opera buona. Professore! Lei, prima di arrendersi al matrimonio, deve vestire Dolce & Gabbana, Valentino, Missoni. Insomma, professore, non può pretendere che la sua fidanzata sposi un professore che sembra un metalmeccanico. Ma insomma, noi viviamo in un'epoca in cui apparire è tutto. Lo vuole capire oppure no? Mi ha aperto gli occhi alla vita. Certo che di là si stanno divertendo, ci sa fare, la Ma vita. sta spaventando, professore, vuol dire che si sta contando capace a capazzelletta. Prossima volta prometto fare svenire per gran divertimento. Non manca il buon umore, carissimo. Quando essere in buona compagnia. E magari alla buona compagnia ha raccontato qualche barzelletta. Ma perché non ne racconta una anche a noi? Così ci fa fare due risate anche a noi. Giusto, vuoi raccontare quella di Cammello? Va bene. No, Amalia, no! Adesso io tornare da ragazzi. Di nuovo. Di nuovo. Devo dire però che quest'uomo ci sa fare con le ragazze e la sua fidanzata. Certo, le ragazze, la mia fidanzata e sua moglie. Muoiere! Vuoi cedere, madame? Scongiuro te, prego, ceda. No, e poi no, non sia così ingordo. Ceduto per 7 giorni di seguito, perché oggi rifiutare a io? Non è stato leale da parte sua approfittare dei miei 5 minuti di debolezza. In 7 giorni vuoi avere avuto una debolezza al giorno, perché 8° giorno non volere completare opera? Le barriere morali, amico mio. Vuoi non conoscere mia sete? La conosco bene. Vada a dissetarsi con le ragazze. Le ragazze, madame, non essere come da voi. E poi, lo sa che ho un marito? No problema, io avere 4 mogli, ma non avere vostra classe. Adulatore, mi dimentichi? No. Viaggi? No. Prenda un'altra moglie? No. Se facesse una doccia fredda, manco, oh! Ma, madame, allora io poter sperare domani? Oh, domani! Domani è un'auzione, poi si vede. Ma ora si inizia che c'hai tante cose da fare, forza. Sì. Se la chiedi? No, febbre, vai. Sta ora, non si vede.
Come? Sei ancora a casa a cingischiarti? Ma perché parli con la lingua impastata? Che cos'hai? Ma che sciocchezze vai dicendo alla tua età? Ma che medico avrà sbagliato diagnosi? Angelo, non cercare altre scuse e scendi subito a fare il tuo dovere. Appena 600 punti in 27 giorni. E dire che ci sono state le offerte speciali. Il fai 2 e ricevi 3. Angelo, scendi subito e basta, capisti? Professore. Lei, la baccante del 6° piano. Professore, non le permetto, sa? E poi... è a lutto? La signorina dell'office. E chi è? Fu la mia fidanzata. È morta la signorina Rina? Uccisa da me. L'ha uccisa? L'ho uccisa qua. La signorina dell'office ha cessato di vivere. E le sembra meno grave di una morte anagrafica? E suo marito? Mio marito sostiene di avere gli orecchioni, ma è vivo. No, dico, suo marito, dopo l'affronto subito, continua la sua attività commerciale come se nulla fosse. Praticamente, signora, suo marito vive cornuto e contento. Guardi, professore, che non è l'esatta interpretazione dei fatti, sa? E poi si ricordi che la mia è stata soltanto astuzia. Oh, e come immaginavo. Nella sicilianissima famiglia Lanza si è trovato il rattoppo, si è accomodato tutto, ma io no, io non accomodo, io non rattoppo. In altre parole, signore, io mi mortifico. E si può fregasse, ma che me conta mia? Ah, mondo crudele, è giunta l'ora dell'addio. Partirò per non tornare più. Insomma, Fabrizio, ma devo proprio inseguirti per mari e per monti. Signorina dell'office. Ah, e smettila, santo Iddio. Da una settimana a questa parte non fai altro che sfuggirmi. D'altronde cos'hai da rimproverarmi? La decenza e l'autocensura mi impongono di non risponderle nella maniera che merita la sua sconcia condotta. Che tragedia greca! Neanche se fosse una colpa che andrebbe a ricadere sui figli. Perché in attesa? In attesa di che cosa, Fabrizio? Di un figlio mezzo russo. Ma no, io intendo i nostri figli, o perlomeno quelli che verranno. Ora che tutto mi è chiaro, mi devi dare la possibilità di illustrarti i casi della vita. Stai fermo e ascoltami, senza vagare per la città vestito da poeta pessimista. Sino ad oggi noi abbiamo vissuto nell'ignoranza. Se non fosse stato per quel russo che entrava nella stanza, tu saresti rimasto all'oscuro di tutto. Vedi, Fabrizio, i maschietti, per esempio, sono fatti in un modo e le femminucce sono fatte in un altro. Lo sapevi? No, è certo che non lo sapevi. Perso dietro i tuoi madrigali e i tuoi massaggi non lo sapevi. E allora, Fabrizio, lascia che ti inizi alla vita. Lei iniziare me. Hai un'età ormai. E una volta iniziato? Vuol dire che ci divertiremo insieme, tu ed io. Divertirmi con una fidanzata di seconda mano, giammai. No, con tua moglie. Dai, andiamo dal parroco. Dal parroco. E quando abbiamo dato la parola? Da 6 anni a questa parte che la stiamo dando. Dove c'è? Un professore a chiudelinge c'è. Ma cos'è diventato? Un esecutore testamentario? E a lei le stanno spuntando le escrescenze ossee sulla fronte? Ha gli orecchioni, capisce? Alla sua età si è fatto venire gli orecchioni. Sì, infatti ho chiamato l'ospedale, così ve ne faccio mandare un paio nuovi di zecca e me le posso montare, consegna a domicilio. Signora, ho gli orecchioni ed è appunto per questo che il medico mi ha prescritto calore e riposo. È un elemento femminile fresco? La signorina dell'office. Ah, brava! Continua!
Continua tu a mettere femminingia. Ma che vuoi di mia? Se vuoi sapere che pretende di mia. Guarda, ringrazio signore che c'è l'orecchione, vada. Orecchioni o non orecchioni, il tuo posto è qui. Ma la sente, professore, la sente. Nonostante il mio handicap di partenza, ho totalizzato la bellezza di 600 punti in appena 3 settimane. Una mattina mi risveglio e c'hai l'orecchione. A questo punto, secondo lei, che cosa fa una moglie? Si compenetra e accudisce il proprio marito davanti alla fatalità del mio caso, diciamo pure per grazia ricevuta? No! La signora se ne sciafotte dell'orecchione e pensa solo alla pelliccia delle persone. Signora, se ne strafotta, noi andiamo dal parroco. Ma chi è quella dell'office? Un elemento nuovo della casa? Ma è la signorina Rina. Ah, mischia. Hai visto che metamorfosi le ha fatto fare l'amore? C'è Joao. Anzi, va Joao. Avanti, Angelo, che non ti ho fatto scendere per riaprire vecchie discussioni. No, non riapriamo proprio niente perché il discorso è chiuso. Lascia che mi passano l'orecchione e concludiamo con il divorzio. Ecco che ricominciamo. Ma è possibile che tu debba essere così schiavo di certi pregiudizi così arcaici? Te lo dico e te lo ripeto. Io con il russo ho solo sfoggiato la mia furbizia. Certo, perché ora si chiama furbizia, giusto? Ma perché secondo te il mio è stato un tradimento? No, che c'entra? Con il russo può contarsi le barzellette. Vabbè, Angelo, le mie mani erano sì sul femore del russo. Ma lo spirito, caro Angelo, era con te. Tutte e 7 le volte. 7 volte! Ecco, ora vedi se il mio fosse stato un tradimento alla vecchia maniera borghese. Tu pensi che io te lo confesserei così, senza battere ciglio, che al russo ho praticato il massaggio per 7 giorni di fila? Furbezia, Angelo, astuzia! Finché le mie mani erano sul femore del russo, lui non poteva farsi massaggiare dalle altre titolari. Di conseguenza, niente punti fedeltà. Certo, si faceva massaggiare per simpatia e cortesia. Anche. Ed io, ecco qui l'astuzia, anziché dargli punti fedeltà, gli davo invito all'assaggio, offerte prova, offerte speciali di Pasqua. Lui pensava di salire in classifica e invece rimaneva al punto di partenza. Ma allora picchiaste per fissa? E non è finita, caro Angelo, gli ho sottratto dalla tasca il tesserino con gli 8.000 punti. Madonna mia. E questi 8.000 punti ormai sono tuoi, Sono miei. Angelo, sì. D'altronde, dato che la pelliccia verrà a me, è giusto che anche io collabori. Adesso fai un po' i conti, Angelo. Il russo è a quota zero, straquadaneo, abbandonate il campo di battaglia, quindi la strada è tutta tua ed è in discesa. Vai, Angelo, premi il piede sull'acceleratore e vai dritto come un bolide. A proposito di bolide, dimenticavo che devo portare la merendina a Pier Federico Gustavo Romualdo Maria. Ha occupato la filiale della Ferrari. Che fece Luciano Nito tuo figlio che a Ferrari? Cosa ha fatto? Con quello che abbiamo pagato l'automobile non gli hanno messo il frigobar a bordo. Ma cose dell'altro mondo. Vado a provvedere. Io devo pensarci. Buongiorno. Buongiorno. Ah, che è lei? Io so. Quello senza capelli? Quello a cui io ho diagnosticato gli orecchioni. Io sono, dottore, ma lei che ci fa? E che vuole che le dica? Via di essere spinto e tirato, qualche beneficio l'ho ottenuto. Veda, ho vinto questo apparecchio acustico e sto ricimolando i punti per un'ambulanza. Addirittura. Sì, ma piuttosto lei qua che cosa ci fa? Che fa? Vai in giro con gli orecchioni? Io vado in giro, dottore, mi ci buttavo una cucchiere. Molto imprudente. Io l'ho avvertita. Per evitare guai peggiori, mettersi a caldo, riposo assoluto e sua moglie, a proposito di moglie, per almeno un mese
non la deve sfiorare nemmeno con una piuma. Ma con nave forza, dottore, con che andava valia? Bravo, altrimenti i problemi saranno peggiori, sono inevitabili. Diciamo che alla sua età niente sarà costretto a chiudere bottega. In che senso, scusi, dottore? E nel senso che sarà costretto a vivere in castità il resto dei suoi giorni. Uno sforzo, un solo sforzo e potrebbe essere fatale. Uno sforzo? Un solo sforzo, io l'ho avvertito. Parola d'onore. L'ho avvertito. Grazie, dottore. Arrivederci. Arrivederci, dottore. Forse. Come fosse? Non si sa. Dottore, come vanno le allucinazioni? Sa che cosa gli dico? Me ne frego! Io me ne frego! Buono. Carissimo Lanza! Forse è giunta la buona nuova che non sono più un poeta pessimista. Quindi, in coerenza con la mia nuova visione di vita, ecco a lei. I suoi punti? Glieli cedo, 6.190. Professore, mi scusi, quanto fa 6.190 più 8.800? 14.990. 14.990? Allora mi mancano solo 10 punti e vivrò il resto della mia vita in totale castità. Uno sforzo, un solo sforzo. Uno sforzo. Intanto lo sforzo lo sto facendo io cercando di capire. Sa, ma devo rimanere imperturbabile. Sa cosa sono venuto a fare io qua? Un test masochistico. Adesso io vado di là, entro, sto con le ragazze, resisto, mi beffo e vinco. Vado, ma imperturbabilmente. Vittoria! Vittoria! Imperturbabilità e ghiaccio nelle vene! Ho vinto! Comodo il divano, vero? Certo che se era per startene comodamente seduto sul divano mentre le ragazze di là si fanno girare i pollici, tanto valeva che te ne restavi a casa. Angelo, ho un peso sullo stomaco che mi devo per forza togliere. Io corro di qua, corro di là, mi riadopero, tento trappole a russo, curo l'educazione di Pier Federico Gustavo Romualdo Maria, abbellisco il condominio. In poche parole, io do l'anima. Ma ogni volta che entro in questa casa ti trovo sempre accasciato sul divano. E arriviamo al nocciolo della questione. Tu, caro mio, non hai i requisiti per portare i calzoni in casa nostra. E non tirare fuori la storia degli orecchioni, sai? Perché ti dai la zappa sui piedi. In fondo il medico ti ha prescritto esattamente quello che trovi in questa casa. Un letto caldo. Angelo, dopo 25 anni di matrimonio, sento che si sta formando un'incrinatura. Fermala in tempo, ti prego, prima che diventi una frattura insanabile. Non voglio rinfacciarti nulla, ma ricordati chi hai sposato. Per cui passati una mano per la coscienza. In fondo, cosa ti chiedo? Una pelliccia? E chiederti troppo, Angelo? Interroga la tua coscienza.
mi ha risposto a stretto giro di posta. Caterina, Sì? dopo, solo opere di bene. Certo. Signorina Samantha! Bentornata! Un miracolo! Ma no. Un vero miracolo! No. Quando la povera zia ci stava per lasciare, dal televisore del salotto si sente il grido di Gerry Scotti! E quindi? La povera zia allora apre gli occhi e chiede da mangiare! Pensi, tortellini ripieni! Un vero miracolo! Vado a raccontare tutto alle ragazze! Vada! Entra Fabrizio d'altro, Monza! Entra! Signorina Rina! Salve! Che piacere vederla! Ma si rende conto? Insensibile alle mie suppliche. Mi pianta in asso e si infila allo sciame. Che cosa ci dovevi fare allo sciame? Cara, cercavo dei calzini più idonei al mio nuovo look. Ah sì? E meno male che l'ho seguito, perché mentre si sceglieva i calzini non si rende conto che gli si avvicina un tale, impugnando un microfono, tenendo per mano una bambina e avendo alle spalle un cameraman. Scusi signore, questa bambina detta dal pannolino Baby Tergitex e questo qui, muto come un pesce perso tra i suoi calzini. Posso rispondere io al posto del mio fidanzato? Gli domando. Ma certo, signorina. Sì, la bambina è protetta dal pannolino Baby Tergitex e lui più forte di me. La risposta è esatta! Complimenti! La fidanzata del signore sì che se ne intende! E mi consegni un sacchetto con 5.000 euro in gettoni d'oro! Bravissima! Grazie! Bravissima. E tu che cosa avresti risposto? Lo sai che io non capisco nulla di pannolini? Ah, no, professore. Al giorno d'oggi non si ci possono permettere certe distrazioni. E di non conoscere i pannolini Baby Tergitex. Oh, grazie signore, grazie. Grazie signore, grazie. Grazie signore, grazie. Se non vado errata, ho visto salire la signorina Samantha. Sì. E con mia grande gioia ho potuto notare che non era in gramaglie. Vuol dire che la zia... La zia è resuscitata. Oh, sia ringraziato Dio! Così le farà tanto piacere ricevere la notizia che le porto. Pensino, ha vinto la 2000 Biturbo Super Accessoriato! Per mille battaglie di questi tempi succedono cose eccezionali. E siccome le signore sono pratiche di lotterie, sono venuto a chiedere lume. Un mese fa ho ordinato per posta un vocatore. Ebbene, proprio ieri mi è arrivato il vocatore con una notizia, che ho vinto un cosiddetto premio speciale in palio. Questo! Un girottino in oro massiccio! E non è contento? Di essere contento sono contento, ma sono nate in me delle perplessità. Che se ne fa un colonnello vedovo di un girocollo in oro massiccio? Avessero inviato, che so, un'essa di spada incastonata di pietre preziose. Evviva! Evviva! I miei calcoli erano esatti! Sono riuscito ad accumulare i punti per avere una Bravo di destino, madame. Avere vinto premio finale di agenzia Giromondo. Viaggio di nozze per 2 anni in giro per il mondo. La nostra occasione. Ma no, caro amico mio, è la sua occasione. Per noi non potrà mai esserci un'occasione. Perché veda, oltre alle barriere morali di cui le parlavo prima, io non avrei cosa mettermi addosso una volta che la nave raggiungesse il circolo polare artico. Straordinario! Incredibile! Sapete chi ha vinto la pelliccia? Chi? La Stelassa! Finalmente mia! È mia! Signori, lo vedete quest'uomo? In 25 anni di matrimonio non ha fatto altro che pensare al suo tornaconto. Questo sia chiaro, non lo dico in pubblico per rinfacciarglielo, ma perché in pubblico voglio gridare a voce alta che con l'impresa portata trionfalmente a compimento oggi si è guadagnato la mia stima e il mio perdono. Tutto gli perdono, il suo egoismo, il suo disinteresse per la famiglia, la sua indifferenza per Pier Federico Gustavo Romualdo Maria e perfino i costosi massaggi. Stelassa,
sei un uomo. Chi è l'uomo più uomo qua dentro? La Stelassa! Chi è che ha più peli sullo stomaco? La Stelassa! Chi è il gallo che canta più forte? La Stelassa! E allora balliamo tutti! Canta, mio bel gallo cedrone! Canta, su! l'altro nostro vicepresidente. Grazie via. Non presente fisicamente, ma presente sempre, perché è sempre presente. Scenografie, Turi Badalà ed Alfio Patanè. E un ultimo ringraziamento al nostro regista Tony Albanese alias Santi Consoli. Bene, come diceva poc'anzi Davide, oggi è l'ultimo appuntamento del 2019. Salutiamo quest'anno che è stato ricco di soddisfazioni, un bell'anno, ci siamo divertiti tutti quanti insieme. Ringraziamo sempre voi, perché noi siamo qua per voi, sempre e comunque. A tal proposito io vorrei augurare a tutti quanti voi, a nome mio e di tutta la mia compagnia, che possiate passare delle meravigliose feste, serene, in famiglia, con chi volete voi, ma che siano felici e serene. Tanti auguri di buone feste e buon Natale a tutti. Vorrei ricordare prima di salutarci, come ha detto sempre, come hanno detto poco fa i ragazzi, per aiutare la ricostruzione del santuario matrice, l'associazione CAF ha proposto di fare 2 serate di spettacolo di beneficenza. L'intero incasso andrà devoluto per la ricostruzione del santuario matrice. Quindi, anche se avete già visto Gatta Cicova, è una scusa per rivederci, ripassare una serata insieme e fare del bene per la nostra comunità. Grazie ancora, auguri a tutti quanti voi, grazie. Scusate. Volevo ringraziare la bottega dei fratelli Castro per il prosciutto che la trovo chiusa. Ecco. Bravo. Un guattiamo. Ultimissimo ringraziamento, scusate. Vorrei ringraziare Giuseppe Di Mauro, componente degli Strattori di Aci Sant'Antonio, che ha giocato insieme a noi ed è stato meravigliosamente bravo. Auguri, buone feste a tutti.